coraggio imprenditoriale ha portato Giorgio Pintore e la sua Farmasinara ad avvicinarsi al mondo del basket per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Questo primo trofeo Farmasinara che ha portato il campione regionale della Serie D e guarda caso è capitato proprio la squadra sponsorizzata Farmasinara, può essere un buon viatico per il prossimo futuro. È una grande soddisfazione essere stati a fianco di questi ragazzi che, come ho detto in altre occasioni, si meritano tutto il supporto che anche piccolo che gli si può dare. Aver organizzato poi alla fine un trofeo, in realtà abbiamo organizzato una festa alla quale stiamo partecipando con un entusiasmo veramente incredibile da parte di tutti, dei giocatori, dei familiari, degli amici, dei bambini. C'è stata una kermesse fantastica dei bambini del mini basket che ci ha lasciato a bocca aperta anche per le qualità di alcuni ragazzini veramente interessanti. È un'esperienza nuovissima anche per noi, per me in particolare che per carità non ho mai fatto questo sport, però ben felice di poterlo supportare e adesso vediamo se si riesce a dare una mano alla CMB, ben volentieri gliela offriremo e cercheremo insieme di affrontare un'altra annata. Poi ribadisco, è una festa, io sono entusiasta di aver partecipato a una festa. Che poi CMB Porto Torres abbia vinto e anche meritatamente, grande orgoglio.